Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo al video. Al termine della partita contro il Napoli, il tecnico della Roma Claudio Ranieri interverrà nella sala conferenze di Maradona per rispondere alle domande della stampa. Perché il modulo cambia nel secondo tempo? L'uomo sul secondo palo lo perdevamo sempre. Non andava bene. Per ripartire meglio ho messo Baldanzi accanto a Dovbyk. A Lukaku manca un cartellino? Sì, ma è meglio tacere, altrimenti diranno che Ranieri ha perso e lui si lamenterà. Sui cambi nella ripresa. Avevo bisogno di due giocatori che mi allargassero e allungassero la difesa del Napoli. Ho lavorato tutta la settimana per cercare di allargare il Napoli e far entrare palla. Da lì è arrivata l'occasione del gol. _4_2 volevo allargare la squadra e fare buoni cross per Dovbyk. Cosa c'è che non va in Pellegrini? Dobbiamo riprenderlo e aiutarlo. Ha grandi qualità, in questo momento non è così tranquillo, dobbiamo aiutarlo. Perché Sule non gioca? Perché avevo bisogno di allargare la difesa dell'avversario e non di chiuderla. Ci stavamo schiacciando, ma se guardi quante parate ha fatto il mio portiere. Non siamo riusciti a segnare nessun gol, questo sarà per il prossimo. Quanto potrebbe pesare la Roma? È presto per dirlo, intanto la facciamo uscire dall'infermeria. Alla fine le valutazioni dicono sempre la verità. Hai trovato ancora nella mente dei giocatori gli scarti dei primi due allenatori? Come era il Napoli l'anno scorso? Purtroppo è uno sport di squadra, quando i giocatori si scoraggiano i problemi peggiorano. La strada è quella giusta, bisogna insistere su questa linea. Dove può andare il Napoli? Ho detto prima o seconda. Oggi è stata una partita difficile, sono contento perché abbiamo lottato. Nel secondo tempo, con la difesa a 3, abbiamo avuto più possesso palla e rallentato il Napoli. Il gol è arrivato grazie a una nostra mancanza di attenzione, dobbiamo migliorare la nostra attenzione. Dobbiamo lavorare e migliorare, ma non dobbiamo mollare. Che ne pensate, tifosi napoletani? Pensate che abbiamo giocato bene oppure no? Lasciate il vostro commento al video e iscrivetevi al canale.